circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Va ora in onda È tutto un magna magna. Cucina all'italiana con Sammy Varin. Ma no, non potevamo perdere la trasmissione Tutto un Magna Magna, anche perché è vero che è tutto un Magna Magna, ditemi di no. E quindi l'abbiamo sistemata il mercoledì dalle 12 alle 12:30, ok? Tanto per non buttare via nulla, è questione di zucca. E in effetti il Sammy Varin oggi vi parla della 29esima festa della zucca. Guarda la locandina, mamma mia, fa venire fame solo a pensarci. La 29esima festa della zucca 2024 si trova a Salzano, siamo in provincia di Venezia, 18, 19, 20 e ancora 25, 26, 27 e pure il 31 ottobre e infine 1, 2, 3 novembre. Insomma, un festone della miseria che comincia dopodomani a Salzano e che vede, ragazzi, una cosa pazzesca, perché la zucca diventa il must, il the best, solo zucche. Chiaro che poi c'è anche di mezzo Halloween. Che cosa fate per Halloween? Io vado all'aperitivo con delitto, adesso si usano, perché le cene con delitto costano un po' troppo. L'aperitivo con delitto, ma sì, muore uno velocemente mentre mangi e poi si decide chi è stato e poi ti vinci qualcosa, ma la cena al finiva più e poi insomma costa un pochettino. No, scherzi, per Halloween ci sono un fracco di eventi bellissimi. Certo, l'americanata è quello che vuoi, però soprattutto per i ragazzi, e facciamoli divertire un attimo, altrimenti con sta scuola non ne possono già più. Con l'arrivo dell'autunno si assapora il piacere del cambio di stagione anche dal punto di vista culinario. Sto leggendo il sito ilturista.info e in molte zone d'Italia insieme ai primi freddi si iniziano a gustare funghi e caldarroste, cioccolata calde e tartufi. Ma a Salzano, città metropolitana di Venezia, l'autunno è ormai sinonimo di un solo prelibato ortaggio: la zucca. Che zucca! La festa della zucca di Salzano torna per la 29esima edizione, dal 18 ottobre al 3 novembre, con una kermesse tutta dedicata all'arte e alla cucina della zucca, che viene qui declinata e assaporata in ogni sua possibile forma. Regina di una delle più importanti sagre della zucca in Italia è senza dubbio la gastronomia, grazie a un fornitissimo stand presso il quale potrete gustare piatti tipici della tradizione, tutti a base di questo prezioso ortaggio, dai ravioli di zucca agli gnocchi alla zucca, dai biscotti ai dolcetti, senza dimenticare il piatto che è probabilmente il più famoso, ovvero il riso e zucca alla moda padana. Gnam gnam. Ma se pensate che nei 5.000 metri quadrati allestiti per l'occasione si vada solo per mangiare, vi sbagliate. Perché? Perché qui non si celebra soltanto la zucca, ma tutti quelli del territorio, tutti i prodotti del territorio, e ha una mostra di prodotti artigianali e agroalimentari regionali, alla quale si aggiungono spettacoli, ma anche laboratori sull'intaglio delle zucche, vedi Halloween, e grazie soprattutto a quella che è la vera chicca della festa, il concorso a premi delle zucche. In questa divertente competizione vengono premiate diverse categorie di zucca, tra cui la più piccola, la più lunga, la più pesante e così via, in un susseguirsi di premiazioni e festeggiamenti. Insomma, se vi manca fare una gita fuori porta in questo periodo,
Prendete nota, la festa della zucca è a Salzano, in provincia di Venezia, dal 18 ottobre fino al 3 novembre. Chiaramente ogni sera, dopo le 19, si mangia alla grande. Alla grande, tra virgolette, perché la zucca comunque ha un sapore così gentile che non dà fastidio. Ricordiamo, Salzano si trova al centro del triangolo Venezia-Padova-Treviso, distante dal paese circa 20 chilometri da Venezia, da Padova, da Treviso, è proprio nel centro di questo triangolo. Chiaramente, se ci fate un girettino, mi fate sapere, magari ci portate anche una zucchettina omaggio. Dai, sono le 12:14, signori. Tra pochissimo parliamo, certo, del nostro sito internet, di quelle che sono le novità, anche grazie al cambiamento di palinsesto che c'è stato. Siamo entrati praticamente nel vero autunno e nella versione più frescolina della nostra programmazione. A proposito, abbiamo acceso i caloriferi ufficialmente, sono accesi anche a Milano i caloriferi, è vero, e con il cambio di palinsesto, il Sammy Varin in diretta dalle 7:30 alle 9:30, Giulio Cainarca subito dopo l'editoriale di Sallusti, quindi dopo le 9:35, 9:40, Pierluigi Pellegrin che partirà alle 12:30 e vi terrà compagnia fino alle 15. Certo, ci sono novità importanti anche sul nostro sito radiolibertà.net, un sito di controinformazione che diventa ogni giorno più interessante, anche perché ci sono su anch'io, e certo, c'è su anche il Magna Magna, vogliamolo ricordare, l'ultimo Magna Magna inserito ti insegna come mangiare per 7 giorni quello che usavano fare i nostri genitori, i nostri nonni, tipo gallina con funghi e polenta, faraona ripiena al forno, pollo ai ferri con salsa verde o anatrine con le patatine, signori. A Rovato, in provincia di Brescia, i vegani sono banditi, almeno nei prossimi giorni. Dal 30 ottobre al 10 novembre a Rovato, in provincia di Brescia, complice la festa del Santo Patrono, e insomma ci facciamo un girettino per mangiare come una volta. Io ci sto veramente facendo un pensiero stupendo, si chiama, pensiero stupendo. Intanto, certo, un po' di WhatsApp in attesa di Beppe che ci aggiornerà sul sito internet di Radio Libertà. Ah, questa è bella, è Rizzo. Questo è Rizzo, ormai è diventato un nostro ascoltatore, Marco Rizzo dei Comunisti, certo, poi si incontra con Vannacci nei prossimi giorni, ci facciamo un bel partito, no scherziamo, Molti si chiedono perché detesto questa sinistra, mi scrive Rizzo. La risposta è semplice: hanno sostituito i diritti sociali con quelli civili. In sostanza, hanno tradito i lavoratori. Il sottoscritto era ai cancelli della Fiat nel 1980, assieme a Berlinguer con gli operai. Oggi la Schlein è sul carro del Gay Pride. Niente di più vero. Niente di più vero e soprattutto, ripeto, io c'ho il dente avvelenato quest'oggi sul fatto che i quotidiani non parlano del G7 sulla disabilità in corso in Umbria. Io spero, perché si tratta soltanto della seconda giornata di lavori, forse sarà per questo? Non lo so, sinceramente mi puzza molto che se facevamo un bel Gay Pride ad Assisi, c'era ancora di più la notizia, perché lo facciamo proprio ad Assisi il Gay Pride, e i giornalisti, professionisti of course, avevano un motivo in più per parlarne. Santa polenta! Sì, qui nella trasmissione Tutto un Magna Magna anche i santi diventano mangerecci. La gestazione per altri diventa reato universale. E questa è la novità. Nel PD diverse sensibilità, ma il no al provvedimento è univoco. Fatto sta, insomma, ve l'ho detto prima, praticamente oggi in Parlamento
c'è l'ultimo voto. Maggi di Più Europa chiede alle opposizioni di presentare un testo per rendere la maternità surrogata legale in Italia. I Dem restano freddi. La maternità, per fortuna, surrogata oggi diventa universale. Tra le proteste delle famiglie arcobaleno, del circolo Mario Mieli, che ben conosciamo, Gaynet e delle opposizioni. Questa è la bella gente che protesta, che già ieri hanno manifestato a pochi metri dall'aula del Senato, dove è in arrivo il disegno di legge presentato dalla senatrice Varchi di Fratelli d'Italia, che punisce chi ha un figlio con la gestazione per gli altri, anche se va all'estero in un paese che lo consente. Abbiamo visto che menate ci hanno fatto perché uno non ha rispettato la legge, è andato all'estero, si è comprato un bambino e poi piagnucola ancora oggi perché in Italia questo figlio non è riconosciuto. Vabbè, d'altronde Semivarin è così. Il Corriere TV intervista Piero Marrazzo. Posso farne a meno, certamente, però lo salutiamo, chiaramente è stato reintegrato in Rai, giusto? Assolutamente sì. E poi, certo, Rozzano contro l'assassino di Manuel, l'ultimo selfie con le cuffie scattato al supermercato. Vi sto riassumendo un po' quello che quest'oggi si pubblica sui quotidiani e le notizie più recenti, come questa: a Solero di Alessandria, 63enne accoltella la moglie, poi chiama i carabinieri, venite, l'ho uccisa. E di questa facilità, soprattutto tra i giovani, di ammazzarsi l'un l'altro. Certo, dobbiamo pensarci quotidianamente dove stiamo sbagliando. Poi se Walter Veltroni ci fa l'articolo va bene lo stesso, sopravviviamo, però forse magari qualcosa ci azzecca pure. C'è Zan, accidentaccio, ci ha beccato Zan, che abbiamo parlato dell'utero in affitto, eccetera. Zan attacca Meloni, basta criminalizzare le famiglie arcobaleno e i loro figli, si deve vergognare. Quindi noi ci dobbiamo vergognare perché ci sono delle leggi e le facciamo rispettare. Capite che questo PD vuole, ma non proteggere, giustificare determinati comportamenti. Adesso arriviamo quasi all'occupazione delle case, queste cose qui. Perché lo fanno determinate categorie di persone. Sentiamo, sono tutti vestiti di arancione, sono famiglie arcobaleno, d'altronde. Sul cursore sentiamo cosa dicono. Noi siamo stati sempre la comunità da colpire nel momento in cui c'era da distrarre la massa delle persone per far sì che non capissero dove il governo stava andando e quello che non stava facendo. Quindi in realtà noi siamo abituati a questo, dico purtroppo, non è una bella cosa. Però questo è, i giochi sono fatti e questa è la situazione che oggi regna in Italia, nel senso bisogna prenderne atto e lottare. Noi siamo tutti qui oggi per lottare e per non essere passivi di fronte ad un governo che ci colpisce in ogni momento. Questo è un provvedimento propaganda contro le persone LGBT. Loro la chiamano ideologia, in realtà sono i diritti veri. Questa criminalizzazione delle famiglie arcobaleno e dei figli fatta per ottenere un dividendo politico, cioè per una pura speculazione politica, è veramente inaccettabile. Lo dico a Giorgia Meloni, che è una madre, si deve vergognare di criminalizzare queste famiglie, i loro figli, perché sta mettendo un marchio di infamia, uno stigma irreversibile a queste bambine e questi bambini che vivono in una famiglia arcobaleno nel nostro paese. La nostra battaglia è quella della ragionevolezza, di portare le persone a informarsi e a capire che cosa si sta votando, perché è veramente un abominio giuridico, perché non ha senso dal punto di vista giuridico, e umanamente perché davvero è una forma di incitamento all'odio istituzionale. Si punta il dito contro una cerchia di persone, peraltro sbagliando obiettivo. Per questo che sono qui oggi, che in Parlamento mi batto contro leggi sbagliate, violente e anche demenziali. Fatemelo dire. Siamo sbagliati, siamo violenti, siamo demenziali. Così Fratoianni, che salutiamo e ringraziamo per i complimenti,
parliamo d'altro, certamente andiamo sul sito radiolibertà.net. Perché il nostro sito fa una speciale controinformazione che pochi altri riescono a fare, non sono coraggiosi come noi. E Beppe Braga anche quest'oggi cosa vi ha preparato? Buongiorno. Buongiorno, mi devo mettere di qua perché sennò diventa un... Questo microfono L'odio. che si muove da solo è come un L'odio, cobra. l'odio. Il Sì, cobra non è un serpente. Guarda che lì c'erano delle simbologie che preferirei. Io non ci pensavo. Preferirei Ci hai pensato tu? No, Non io direi so che le come mai. saltiamo. Le Ecco, saltiamo, direttamente. le Sì, le saltiamo. saltiamo simpaticamente. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Sammy. Cosa si Allora, muove? cosa si muove oggi? Oggi si muove che Elon Musk deve essere un po' troppo bravo. È finito nel mirino, almeno noi non vogliamo pensare che sia proprio esattamente così, però insomma potrebbe essere che è finito nel mirino delle procure italiane. Ora, che cosa succede? E questa è una cosa che come dire, Non avrebbe anche del pensate grottesco. Se fosse male. vero sarebbe del grottesco. No, pensiamo proprio male, perché si tocca di pensare male, perché sarebbe anche cioè stiamo parlando dell'uomo più ricco del mondo, non solo un enorme imprenditore, ma anche un visionario, no? Un uomo che ha una visione del mondo e addirittura anche del sistema solare, visto che ha un cronoprogramma per portare l'umanità su Marte, è un genio che apre nuovi scenari per l'umanità. Cioè stiamo parlando di una persona e la procura però di Roma, no, ha aperto un fascicolo all'interno dell'inchiesta per corruzione che ha portato all'arresto del dirigente di SOGEI Paolino Iorio e dell'imprenditore Massimo Rossi, e c'è finito dentro anche Andrea Stroppa. Ora Andrea Stroppa è l'uomo di Musk, è rappresentante di Elon Musk in Italia, no, e ci sarebbe finito come dire, collateralmente per l'ipotesi che un ufficiale della Marina abbia rivelato delle informazioni riservate per coinvolgere Elon Musk in un affare con Starlink, che è il grande sistema satellitare appunto di Musk. Vabbè, questo qui però sono i dettagli. La cosa che però muove un po' il malpensante, no, è che alla fine come dire, la tempistica, l'orientamento ideologico, no, anche un po' di almeno alcune procure, fa anche pensare un attimo, perché è noto che Musk è connotato politicamente in maniera piuttosto decisa. Al di là dell'oceano è decisamente dalla parte di Donald Trump, anzi uno dei suoi maggiori, forse il suo maggiore sostenitore, che è un incubo per il deep state di tutti i paesi occidentali. E dall'altro lato, da questo lato qua, sappiamo che Musk ha consegnato il Global Citizen Award a Giorgia Meloni, che ha elogiato per la sua politica di governo conservatore che difende i valori occidentali. Sappiamo che ha una forte simpatia nei confronti di Matteo Salvini, E quindi che ha fate due difeso calcoli. nel caso Open Arms e del quale ha elogiato più volte l'operato su X, l'ex Twitter che ora è di sua proprietà. E quindi sappiamo anche, abbiamo visto che insomma Musk non ha, no, ecco. E quindi Musk è eccentrico, no, rispetto al ben pensare, rispetto ai giornaloni, no, al mainstream, no, e quindi oltretutto, fra l'altro, un'altra cosa, Musk è in procinto, ha manifestato più volte e adesso anche in maniera più operativa l'intenzione di investire fortemente in Italia, perché al Cernobbio, al G7 della tecnologia digitale, no, ieri ha preso un po' corpo l'idea da parte del governo di coinvolgere Starlink per recuperare i ritardi del piano Italia, quelli finanziati dal PNRR, per collegare 7 milioni di numeri civici della penisola che non hanno accesso alla banda larga. Quindi questo coinvolgimento chiedo scusa, ma ho dimenticato di chiudere il telefono. Cioè, noi non vorremmo che questa piccola inchiesta, che l'ha coinvolto sebbene collateralmente, avesse avuto l'intenzione di chiarire a Musk che cosa succede a qualcuno che vuole venire a investire in Italia ed è dalla parte sbagliata. Proprio Ecco, così, questo poi il concetto è quello lì. La sensazione è questa. Quindi go Elon, go. Go, 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 go. Questo sul sito radiolibertà.net. L'ultimo minuto per dire... Ultimo minuto, perché abbiamo ancora in apertura
una intervista di Alessandra Mori nella sua trasmissione Pop Economia Rumore, che intervista molto interessante Salvatore Silvestro, che è un operaio di Stellantis che lavora a Pomigliano d'Arco, no? Il quale dice veramente Tavares è venuto sempre solamente a fare passerella, non dice mai quello che ha intenzione di fare. Quello che noi vediamo a Pomigliano, che continuano a dismettere a vendere ad altre società capannoni su capannoni della struttura della fabbrica di Pomigliano, e i soldi raccolti li usano per incentivare i licenziamenti. Quindi questo è quello che noi vediamo veramente. Quindi noi vorremmo, dice l'operaio di Stellantis, noi quello che vorremmo è un tavolo istituzionale dove Tavares dice una volta per tutte, cioè, fra 2 anni, fra 3 anni, quando sarà, facciamo questa macchina, facciamo quest'altra, perché almeno usciremo da questo stato di incertezza, no? Dove l'unica certezza è vedere che gli spazi si restringono via via. E quindi malissimo Tavares. Tavares, dici la verità. E qui ce ne andiamo anche noi, ringraziando Beppe Braga e invitandovi ad andare a sbirciare sul sito radiolibertà.net la nostra verità. Da Sammy Varin è tutto, a domani ore 7:30. Avete ascoltato È tutto magna magna,